Buongiorno a tutti signori, bentornati sul nostro canale, signori di Napoli. Video scoppiettante quello di oggi perché vi do due dettagli di calciomercato clamorosi che riguardano il nostro Napoli, che è già partito verso la sessione estiva di calciomercato e prepara e prova a portare a Napoli in azzurro due calciatori di livello mondiale. Abbiamo degli aggiornamenti molto ma molto interessanti per voi. Detto questo, signori, prima di continuare vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Allora, partiamo da un nome che ha del clamoroso, ve ne abbiamo già parlato nei video scorsi, ve lo ripetiamo, parliamo di Kevin De Bruyne, capitano del Manchester City, giocatore di livello mondiale che al termine di questa stagione lascerà il Manchester City. Cosa sta succedendo? Il giocatore ha proposte faraoniche dall'MLS, dal Miami, ma anche da Chicago, da quello che ci risulta, e allo stesso tempo avrebbe in mano una proposta faraonica dall'Arabia Saudita. Kevin De Bruyne però insieme alla moglie, attenzione perché è importante questa cosa, sta valutando però di rimanere nel calcio che conta un altro anno, un altro paio d'anni per poi andare in America o in Arabia a chiudere la sua carriera con un contratto appunto faraonico. Da quello che abbiamo potuto raccogliere dalle nostre fonti è che Kevin De Bruyne avrebbe rivelato a qualche suo amico di essere lusingato dall'interesse del Napoli di Antonio Conte. In più, signori, dovete sapere che qualche mese fa il nostro direttore sportivo Manna è già stato a casa di De Bruyne a parlare con lui e la moglie per presentargli il progetto sportivo del Napoli futuro. Quindi attenzione perché il Napoli in questo momento è la prima candidata ad accaparrarsi Kevin De Bruyne per il suo centrocampo in vista della prossima stagione. La moglie ha già visitato e nei giorni scorsi è stata appunto a Napoli per visitare la città, anche se loro in realtà si sono sposati a Sorrento e quindi hanno una sorta di legame particolare per la nostra regione e quindi in questo momento ci sono tutte le carte per chiudere questo accordo. Attenzione perché vi daremo ulteriori dettagli nei prossimi giorni. Lasciando da parte per un istante il discorso di Kevin De Bruyne, ci spostiamo nel reparto offensivo e vi segnalo un intensificarsi di contatti appunto tra Manna e l'entourage di Jonathan David. Di Jonathan David ve ne abbiamo già parlato in parecchi video, ma adesso signori Manna starebbe cercando di superare l'Inter che ha già proposto al giocatore 25 milioni di euro, è una ricca bonus alla firma per la gente per appunto portarlo in azzurro. Jonathan David è ritenuto un colpo stratosferico per il Napoli soprattutto perché ha parametro zero. I costi sono alti ma la possibilità di prendere un giocatore di questo calibro a zero è veramente allettante e farebbe assolutamente far fare un salto di qualità all'attacco azzurro. Quindi signori attenzione perché il Napoli sta cercando di trattare due giocatori di livello mondiale come Kevin De Bruyne e Jonathan David. Per Kevin De Bruyne siamo più avanti di tutti, soprattutto per l'amore che ha la coppia nei confronti della nostra regione e per quanto riguarda Jonathan David invece stiamo provando a superare l'Inter che si era mossa in anticipo con Marotta, no? Come sapete sempre attento ai parametri zero. Detto questo, ditemi cosa ne pensate di questi due giocatori, se secondo voi farebbero fare il salto di qualità al nostro Napoli. Grazie per essere stati con noi, buona domenica.